Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno da Torino. È il giorno di Juventus Napoli, siamo nel quartiere di Antonio Conte, il quartiere dove Antonio Conte ha vissuto quando non ha allenato, nel periodo di pausa, nel quartiere dove a casa ci torna spesso, ci è tornato anche già 2 volte da quando è iniziata la sua avventura col Napoli. Lui che abita in Corso Vinzaglio, questa è la zona dove vive Conte con la sua famiglia quando è a Torino. Torino che è una città dove ha scritto la storia e l'ha raccontato lui proprio in conferenza stampa, dove di solito viveva anche la moglie con la figlia quando appunto l'allenatore era a Londra, e adesso invece sono tutti insieme a lui a Napoli. Quartiere dove esattamente di fronte a casa sua c'è anche la pizzeria di un suo amico storico, di uno che ha giocato con lui, di un altro napoletano come Ciro Ferrara, che ha appunto la pizzeria nello stesso quartiere, sempre in Corso Vinzaglio, semplicemente dal lato opposto della strada, la pizzeria che si chiama proprio da Ciro, la pizzeria di Ciro Ferrara. Ma sapete qual è il quartier generale? Dove ci sono anche tanti incontri di calcio con amici a Torino per Antonio Conte, è proprio Pastarell, pasticceria nel cuore di Torino, frequentata da Antonio Conte. Antonio Conte che c'è stato anche 2 volte da quando è allenatore del Napoli. La prima volta quando ha avuto 2 giorni di sosta fra il ritiro di Di Maro e il ritiro di Castel di Sangro, è venuto qui, si è seduto al suo solito tavolo che fra poco vi mostreremo, una pasticceria insomma tipicamente napoletana, di una famiglia di napoletani, frequentata spessissimo da Antonio Conte, che quando è a Torino non riesce a non passare di lì. C'è passato anche un'altra volta durante la sosta per le nazionali. Dopo la partita col Parma ha fatto un salto qui da Pastarell, ed eccolo il suo tavolino, sempre lo stesso lì fuori da Pastarell, proprio lì l'ultimo in fondo, dove incontra amici e anche uomini del mondo del calcio.